Effetti della pandemia sul mercato del lavoro veneto che per la prima volta chiude il secondo trimestre del 2020 con un saldo negativo, perdendo 6.700 posizioni di lavoro dipendente. Un rallentamento fotografato dalla bussola dell'Osservatorio di Veneto Lavoro. A livello territoriale si registrano saldi trimestrali negativi a Padova, 5.600 posti di lavoro dipendente in meno, Treviso con meno 5.300 e Vicenza meno 4.700. Segno più a Venezia e Verona, le due province che nell'intero periodo di crisi sanitaria e occupazionale hanno pagato il prezzo più alto e che nonostante il lieve recupero mostrato con l'avvio della stagione estiva sono lontane dal ripianare le perdite subite durante il lockdown. Turismo e commercio, i settori in generale più colpiti. Il saldo del secondo trimestre è di appena 12.000 posti di lavoro, ben 22.000 in meno rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. L'industria risulta appena positiva con più 800 posti di lavoro. A maggio e giugno però si sono registrati anche i primi segnali di ripresa con l'arresto della caduta occupazionale e il parziale recupero delle assunzioni. Infine l'Istat stima per il secondo trimestre dell'anno una caduta per il PIL nazionale del 12,4%, mentre per il Veneto le stime per il 2020 parlano di un calo del 10% del PIL in virtù del peso del settore turistico sull'economia regionale e di una maggiore apertura internazionale del manifatturiero veneto.